Amici bellini, ieri c'è stata la presentazione della squadra di Maro e c'è stata questa bomba lanciata da De Laurentiis, quindi ne dobbiamo parlare perché poi a seguito della bomba c'è stata la solita frasetta. Cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuto Domenico D'Ambrosio. Potrebbe tornare di moda il nome di D'Ambrosio per tutto un giro di terzini di cui adesso dobbiamo parlare. Lasciate un like per il capitano. Lasciate un like per il capitano, anche per le grafiche di Umberto Livello, perché mi dà soddisfazione ed è una bellissima notizia che è arrivata con la sorpresa, perché era prevista questa sorpresa, la presentazione, insomma la festa con Decibel Bellini, tutti i giocatori sul palchetto. Dico palchetto perché palco piccolo rispetto alle altre volte, magari gli altri anni andava pure bene anche se stavano sempre tutti stretti, però questa volta si vede la differenza con tutto il pubblico che si aspetta, insomma, di festeggiare la squadra. Pacchetto un po' sottodimensionato, tant'è vero che quando arrivano poi i giocatori devono scendere i collaboratori e lo staff tecnico, perché sennò se ne cade tutta la struttura e non è il caso. Con un Ambrabam tattico andiamo a vedere di cosa si tratta, perché l'annuncio di Di Lorenzo, l'annuncio del presidente su Di Lorenzo mi fa riflettere su una cosa e voglio chiedervi nei commenti di unire i puntini insieme a me. Vi faccio vedere una cosa. Era il 15 luglio 2021 quando il Napoli dava un rinnovo a Di Lorenzo e lo rinnovava, estendeva il contratto che doveva essere già per il 2025, perché quando il Napoli lo prese nel 2019, poi dopo grande estensione ancora una volta 2026, quindi c'era tutto il tempo, cioè voglio dire, non era una priorità assoluta del Napoli fare il rinnovo di Di Lorenzo. Ci sono tantissime altre situazioni un po' più bollenti che dovrebbero avere la priorità, però viene annunciato il rinnovo a vita di Di Lorenzo e adesso io mi devo chiedere un paio di cose. È stata una cosa che De Laurentiis sfrutta per prendersi un applauso in più, perché Di Lorenzo ovviamente il capitano dello scudetto è amatissimo e quindi ci dà una notizia che è piacevole per i tifosi e ce la dà. Oppure è una notizia che lui sfrutta poi per mettere pressione agli altri a cui chiederà i rinnovi o chiederà di essere ceduti, di portare delle offerte, perché abbiamo la situazione in ballo di Zielinski, abbiamo la situazione in ballo di Lozano, si è creata la situazione Politano, però Giuffredi il suo agente cerca di farla rientrare, dice si è espresso male. Quindi ci sono delle situazioni, c'è ovviamente Osimhen, anche se lui è 2025, quindi oramai anche se hai 2025 devi fare in fretta a risolvere, perché altrimenti c'è problematica. 2026 era proprio una situazione che non... Quindi potrebbe essere questa la risposta, oppure, visto che Giuffredi ha una serie di altri giocatori e adesso vediamo la situazione compreso Faraoni, è stata una cosa per dare una soddisfazione a Giuffredi e poi si lega con un'altra trattativa, perché non lo so, non la vedo una notizia che era pressante, cioè perdere tempo. Probabilmente non si è nemmeno perso tempo, perché Di Lorenzo voleva rinnovare, la sua volontà è sempre quella di rimanere a Napoli a vita, lo è sempre stato. Adesso si parla di 2029, ma è il 2028 più un'altra opzione per una questione proprio burocratica, non si può andare oltre i 5 anni, quindi va benissimo, alla grande. Di Lorenzo paga la cena ai compagni, ringrazia i compagni. Di Lorenzo è educatissimo, dà del lei al presidente, veramente un personaggio da altri tempi, Giovanni, veramente siamo orgogliosi di averlo come capitano. Guardiamo per completezza i giocatori che sono sotto l'ala protettiva di Mario Giuffredi. Perché facciamo questo discorso? Perché in passato uno diceva sì, ma poi avere troppi terzini dello stesso agente, uno resta in panchina, c'è insoddisfazione. Ricordate, si era creata quando c'era anche Yusai che era sempre suo, e invece se andiamo poi a scavare, Giuffredi è abbastanza comodo con questa situazione, avere più giocatori nella stessa squadra. Vi spiego il perché. Guardiamo, ovviamente la prima, la star del roster di Giuffredi è il capitano Di Lorenzo, che oltre ad aver vinto uno scudetto ha vinto anche un europeo con l'Italia, e quindi abbiamo lui. Poi c'è Matteo Politano.
Quindi una soddisfazione, un'uscita di Politano, vediamo se si fa, se effettivamente ci sono delle offerte per Politano, perché Politano ogni anno si lamenta ma nessuno so viene a accattare. Questa poi è la verità, bisogna essere onesti con la verità. Abbiamo Politano, abbiamo Mario Rui e le notizie che ci fanno sapere che magari c'era stato un interessamento della Rabbia e Mario Rui non ne vuole sapere. Mario Rui sta bene qua, garra alla grande. Ieri abbiamo visto un pochino di allenamenti del Napoli dove Osimhen vince il triangolare, esulta come un pazzo, Mario Rui arrabbiatissimo per averlo perso, discute con Garcia, Osimhen che lo alza, che si divertono i ragazzi, insomma il gruppo sta bene e mi sembra anche motivato a far bene, tra questi anche Mario Rui. Poi c'è Gaetano che sta lavorando a parte, ha lavorato a parte oggi Mario Rui, Gaetano e Lozano. Il problemino che aveva avuto Juan Jesus in allenamento è rientrato, quindi tutto a posto. Poi ci sono giocatori della Lazio, Zaccagni, Casale e Jussai. Poi qua vi invito a riflettere, perché Cristiano Biraghi, che rinnova con la Fiorentina, capitano della Fiorentina, e Giuffredi fa arrivare Parisi alla Fiorentina. Terzino sinistro, quindi si crea la concorrenza in casa e potrebbe essere anche un passaggio naturale, perché Biraghi comunque ha una sua età e quindi potrebbe non doverle giocare tutte e nel frattempo si fa crescere Parisi. Vedete che il discorso può avere una certa logica anche con il discorso di Faraoni. Andiamo a vedere. Poi c'è anche Luca Ranieri nella Fiorentina. Andrea Conti, ricordiamocelo questo nome perché potrebbe uscire. Dovete unire i punti. De Laurentiis ha detto una cosa precisa, ha detto non credete ai media, non dovete credere a niente di quello che dicono i media. Benissimo, e io sono d'accordo con il presidente, non ci dobbiamo credere perché ne inventano una dietro l'altra. Contemporaneamente però il presidente aveva detto ai media dovete parlare con me di mercato, faremo degli incontri e questi incontri non sono arrivati. Ci fa sapere De Laurentiis che adesso ce lo dirà il 12 agosto, ma ci ritorneremo. Ecco Davide Faraoni, e su Davide Faraoni diciamo una cosa, perché ci fa sapere Giuffredi, che viene chiamato in continuazione da tutte le radio campane e parla sempre. Intervistate ai microfoni di Canale 21, la gente di Faraoni ha così parlato, rimane al Verona, sta bene dove sta. Una frase che sa di sentenza, quella del procuratore, anche se nel mercato non si sa mai, perché non ci prendiamo mai responsabilità. A questo punto il Napoli dovrà cercare un altro profilo, lasciando in disparte almeno il momento il nome di Faraoni. È strana questa cosa, perché dico ok, il rinnovo di Di Lorenzo, magari una commissione per far arrivare Faraoni, per convincere il Verona, c'è da convincere il Verona, probabilmente sì, è un profilo interessante per il Napoli che costa poco, che te lo puoi giocare anche esterno alto in certe partite, puoi metterlo terzino perché comunque è affidabile e puoi spostare in emergenza Di Lorenzo al centro o a sinistra. Questa è una cosa che puoi fare con il capitano. In futuro ascoltavo considerazioni di Del Genio secondo me molto logiche. In futuro, quando visto che Di Lorenzo farà tutta la sua carriera con noi secondo contratto, potrebbe magari perdere un pochino di quella fisicità, di quella corsa, e potrebbe spostarsi al centro, e quindi poi crescono le possibilità di Zanoli, se si fa un anno e cresce, di diventare poi il terzino del futuro del Napoli, quindi senza perdere il capitano tra quelli che giocano, e potrebbe diventare il centrale anche del futuro in maturità assoluta. Ricordiamo che adesso fa 30 anni Di Lorenzo, quindi ci siamo come discorsi logici, però potrebbe non essere più Faraoni. Tornando con gli screenshot, che non sono screenshot ma capite di quello che sto parlando. Alberto Grassi, possibile vice Robotka, Grassi e Regini, ma non lo so, non penso che abbia funzionato. Luigi Sepe, esce spesso la notizia di Luigi Sepe, ma Giuffrida dice io non quello è un numero uno, non lo posso mai accettare come che viene a fare il vice Omeretta, lo ha detto più volte. Vignato, Castanos, Salvatore Esposito, di tutta la famiglia degli Esposito, Malé, Pezzella, Aramu, Sebastiano Esposito, Foloruscio, ce li ha tutti lui, Tutino che adesso è passato al Cosenza, Improta, Donnarumma, Martella, Di Tacchio, Vergara è anche suo, l'altro Esposito e Marchisano. Guardate questo ragazzo quanto è giovane in questa foto. Ovviamente vedete la maglietta del Napoli, quindi questa è una foto di 3 anni fa.
e Marchisano nel frattempo è cresciuto ed è un grandissimo, secondo me, prospetto. Insomma, non lo so quindi se questa operazione del rinnovo di Di Lorenzo è servita semplicemente a De Laurentiis a dare la stoccata agli altri, che potrebbe essere Zielinski, che potrebbe essere Lozano, che potrebbe essere Osimhen, che potrebbe essere Politano. Se il Napoli ha intenzione di rinnovare Zielinski, si parla di notizie al ribasso. Chi ne parla? Ne parlano i media. Ci dobbiamo fidare dei media? No. Quindi può essere pure che non è così. Lo Tito ha offerto. Leggiamo la notizia di Zielinski perché è una roba che non ha senso. Io capisco che se la Lazio perde Milinkovic-Savic deve mettere un buon colpo a centrocampo per i tifosi e per Sarri, però ragionate insieme a me. Milinkovic-Savic sì, è un centrocampista di attacco, però ha anche quella fisicità che se deve fare lotta a centrocampo la fa. Ricordate il trittico di Sarri che non ci possiamo dimenticare mai, non possiamo dimenticarci mai: Hamsik, Jorginho e Allan. Allan senza la fisicità di Milinkovic-Savic, ma era cagnaccio, andava addosso a tutti gli avversari. Hamsik più libero di inventare e Jorginho un po' più dietro, linee di passaggio e regia. Adesso Luis Alberto, diciamo alla Hamsik, con caratteristiche diverse. Al centro ti puoi giocare un Cataldi, ti puoi giocare un altro giocatore di quel tipo di regia, e poi avevi Milinkovic-Savic comunque con la sua fisicità. Vi potete immaginare un centrocampo dove contemporaneamente hai Luis Alberto e Zielinski? La vedo difficile, la vedo che si perdono gli equilibri. Sarri vuole avere il pallone, ok, ma negli equilibri di squadra li devi avere. Raramente Sarri ha utilizzato Hamsik e Zielinski insieme. Erano Zielinski più giovane, lo sappiamo. Lotito molla Zielinski. Napoli, ora il rinnovo del polacco è più vicino. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dinanzi ai propri tifosi dell'offerta recapitata al Napoli per provare ad accaparrarsi Piotr Zielinski. Queste le sue parole: Zielinski, abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza l'anno prossimo, oramai si considerano così, ma l'offerta scenderà perché se non l'accetti così funziona. Se non l'accetti, cioè, strano come cosa, ne parlavamo anche con gli amici abbonati. Se tu non accetti un'offerta, l'offerta si abbassa invece di aumentare. Sono quelle trattative incredibili. Mi dai questi occhiali? Sì, 5 euro. No, poco troppo. Va bene, allora facciamo 10 euro. Ma come? Non può essere. E quindi l'offerta si abbassa. Io non credo che a questo punto, io non credo che Zielinski voglia andare alla Lazio. Fondamentalmente io non credo che Zielinski voglia andare alla Lazio. Può avere senso per il Napoli risparmiare un ingaggio lordo che è pesante per la società, nonostante sa che soldi gli stanno, si fa lo sforzo per Osimhen, non si vuole fare per Zielinski, vabbè, però li devi pure considerare queste cose. Cioè, Zielinski lascia il Napoli, campione d'Italia, va alla Lazio, la Lazio gli può dare un ingaggio più alto di quello che gli dà il Napoli? Ha senso? Al di là dell'amore per la città, l'amore per i tifosi, ha senso per Zielinski? A questo punto te ne andavi in Arabia se cerchi il soldo, non lo so, e non ha tanto senso per me. Quindi io vi ripeto, bisogna unire i puntini e cercare di ragionare del perché si è voluta fare questa cosa per il capitano, che sicuramente merita anche una soddisfazione economica, un adeguamento del contratto, deve avere un contratto da capitano che ha vinto uno scudetto, quindi bisogna ritoccare verso l'alto. Il ritoccare poi verso il basso per Zielinski pure potrebbe essere mortificante per un ragazzo che comunque, se non è capitano, è comunque in pectore uno dei senatori della squadra. Bisogna ragionare su queste situazioni qua. De Laurentiis è stato chiaro, ha detto: io ve lo dirò il 12 agosto qual è l'obiettivo di questa squadra. Vuol dire che vuole aspettare un pochino che mercato riesce a fare. Non è chiaro in questo momento il Napoli che mercato riesce a fare nella mente del presidente, perché ricordiamoci, quando il presidente ci dice io vi ho promesso lo scudetto e ve l'ho dato, a livello tecnicamente non è proprio così. Tu ci hai detto faremo di tutto per vincere lo scudetto e lo dicesti a maggio. Faremo di tutto non è vi prometto di vincere lo scudetto, sarebbe anche assurdo dire vi prometto, non puoi promettere una cosa, ci sono troppe variabili. Faremo di tutto, avete fatto di tutto, dobbiamo dare, è veramente di tutto, nel senso avete mollato giocatori forti che probabilmente non vi piacevano più, avete preso dei giocatori che potevano essere dei rischi come Coreani e Giorgiani, avete però rimpinguato la panchina perché la mollare Petagna e mettere Simeone e Raspadori non è da poco, quindi questo è il di tutto di cui parlava De Laurentiis, e lo scudetto è arrivato. Che bellezza! Contemporaneamente però con la conferma di un allenatore che già conosceva tutte le cose, fai meno errori,
tutto bene, tutto veramente bene. Adesso però è un po' più possibilista, un pochino più prudente il presidente, e secondo me fa pure bene a dirlo, però si capisce che ancora non sono chiare le strategie e quello che si vuole fare sul mercato. Adesso la priorità sono questi rinnovi per il presidente, e qui dobbiamo capire come si muoverà il Napoli per Zielinski, per Lozano, perché devono arrivare le offerte, se no non si muovono. È una classica del Napoli, se non arrivano le offerte il Napoli può anche decidere che sta bene. Bisogna sistemare ovviamente il centrocampo, e qua secondo me è un peccato che il Torino ha preso Tameze, perché secondo me è un profilo che Vice Anghissà ci stava bene, ci stava proprio bene, poteva giocare anche centrale Vice Lobotka ogni tanto, veramente ci stava bene, veramente ci poteva star bene, però anche lui è un giocatore che va verso i 30 anni, non fa niente Tameze, però serve un centrocampista sicuramente. Non mi parlate del ritorno di Nobelé, assolutamente no, e il difensore, se poi non si muove più niente va bene così, ti conservi Osimhen, ti conservi Kvara, e sei ancora oltre il competitivo, sei veramente forte se hai quella coppia là davanti, poi tutto intorno Garcia si organizza, è un allenatore esperto e quindi lo riesce a fare. Se poi si muove Osimhen è tutto un altro paio di maniche, ecco perché secondo me il presidente è un pochino più attendista e più possibilista, è capace che sta parlando con Osimhen e sta dicendo: se l'offerta mi arriva in tempo, in modo tale che io i soldi li posso rispendere e ho dei profili individuati, è un conto. Se però, ascoltate, Lukaku alla Juve si fa, non si fa, non lo so, e Giuntoli sta pensando a David del Lille, e quindi se poi esce Vlahovic, se Mbappé va in Arabia, e quindi il Paris Saint-Germain c'ha i soldi per puntare e non vuole spendere 200 per Osimhen, ma spenderebbe 70 per Vlahovic, poi si prendono David del Lille e il Napoli resta appeso, perché ci saranno altri profili, ma non vi fidate dei media, come ha detto De Laurentiis, perché non ne sanno nulla. Da New York, Valerio Fluido, credo sia tutto, perché poi mi potete dire quello che ho dimenticato. Domani c'è la partita con la Spal, oggi era prevista una conferenza con Garcia, è saltata, non si sa per quali motivi tecnici, ma domani c'è il campo e quindi ne parliamo. Iscrivetevi al canale e i like finali per Di Lorenzo.